Salute, vi propongo oggi una visita di un palazzo di governatore in Bastiglia. Che meraviglia sta città di Bastiglia quando muore da uccello. E a mezzo ai muri grigi di la città spunta un bastimento maiò di colore arancio e cu famoso palazzo di governatori. Nella cittadina di Bastiglia, tra la casa Zerbi e la casa di un consiglio di nobili 12, ci troviamo un nostro palazzo. Sul monumento situato al centro della cittadella è sempre stato un luogo di potere e di memoria. La cittadella, come un bastimento chiamato oggigiorno palazzo, hanno sempre cambiato nella storia. Edificato nel 1487, il palazzo dei governatori si riconosce a quello tamanto d'Urione Tondolo. Costruito nel 1595 per proteggere la cittadella nella sua parte nord-ponente. Ma com'è che questa costruzione è chiamata Palazzo dei Governatori? Ci tocca fare un passo indietro nella storia di Corsica. Siamo in tempi di Rufisio di San Giorgio e un rappresentante di Genova in Corsica è un governatore che sta in Bastiglia, all'epoca capitale di Corsica. Il governatore è incaricato dell'amministrazione e della giustizia in Isola Sana. Nanta o piano politico, il titolo di governatore generale è dato nel 1569 al primo personaggio di città. In tempi di Genova, in Corsica, il governatore cambiava prima ogni 3 anni e dopo ogni 2 anni. È da tanto che le è stato dato il nome di Palazzo di un governatore a suo bastimento. Il palazzo dei governatori è sempre stato un luogo di potere e di memoria. Vi propongo una piccola visita di a corte interna di un palazzo che è stato genovese durante circa 3 secoli. Tocca alla fine del XV secolo, il bastimento contava una ventina di sale. All'epoca moderna, l'ala di un nord è destinata all'amministrazione ordinaria, ci troviamo la cancelleria e l'archivio. Al primo piano c'è la sala del trono e gli appartamenti privati di un governatore. Non ce l'ha mai scordarsi che sul luogo era innanzitutto un luogo di difesa e di fortificazione. Si vede qui un ponte levatoio che impedia un nemico dentro. Entriamo in un corridoio che ci porta alle cellule di un palazzo. Si vede qui l'esempio di una cellula dove fu incarcerato San Piero Corso quando lottava contro i genovesi. Passiamo alle cisterne, che erano empiute d'acqua. L'acqua intria per un tavone e curia qui. In caso che l'attacchi nel palazzo, con un ponte levatoio, la gente si può rinchiudere dentro e starci parecchi giorni. Quando lo sicuro non t'ho detto di un bastimento, si capisce che il palazzo è di sicuro un luogo strategico. Oggigiorno il palazzo dei governatori face da museo. L'idea di un museo in Bastiglia è stata iniziata nel 1898 dalla Società di Scienze Storiche e Naturali di Corsica. Dopo creato l'anziano liceo Marbeuf nel 1922, un museo era posesso di un palazzo dei governatori nel 1952. Un nuovo programma scientifico e culturale è messo in ballo dal 2004 e al centro di suo programma c'è di sicuro la città di Bastiglia, con 3 punti di maiò, l'urbanismo, il peso politico, sociale e economico e la ricchezza intellettuale e artistica della città. Tra apertura e chiuditura, Bastiglia è sempre stata tempo, porto e cittadella. E qua va a visita di un museo. Dall'origine Bastiglia è stata uno dei porti più conosciuti di Corsica. La sala di partitera, con la macchetta che noi vediamo qui, è dunque consacrata a 2 elementi di primura di città e alla sua evoluzione in un tempo: il porto e la cittadella.
e qua è stampe di Ostia genuese, in particolare a sede di un governatore. In questo letto al Dacchino si vede un esempio di un campà di Osstiacci all'epica genuese. Dopo le occasioni di Ostia genuese, cullemmo al primo piano di un museo consacrato a Agida, da centro di potere. Ciò dichi quando Ostia perde il titolo di capitale di Corsica nel 1811, Agida, con il suo porto famoso, si dà a attività economiche importanti. La borghesia ostiaccia è composta da uomini di finanza, da mercanti o da armatori come Giuseppe Valeri, ciò che può spiegare la ricchezza di Agida. In questa parte di un museo che noi vediamo si capisce che Bastia tiene un rapporto particolare allo scritto e all'arte in generale. Si conosce per indetto il famoso autore Salvatore Viale e il canonico Letteron, fondatore della Società di Scienze. A mezzo a tutti i sommi di lettere e artisti c'è da mintuare lo scultore ostiaccio Jean-Mathieu Beckler, laureato di Alascita Zisco. L'artista è conosciuto per la scultura di un bassorilievo di un monumento ai morti di Ostia. Il Palazzo dei Governatori rappresenta uno degli elementi maestri di un patrimonio ostiaccio e corso in generale. Rammentemoci. Il luogo chiamato oggi Palazzo dei Governatori è stato edificato nel XV secolo. È stato la sede di un potere genuese. Face oggi da museo. A presto.